Ciappa sempre dagli articoli del blog Venetica, quello de Oncuose e antica lingua veneta, Andrea Carmo, è il terzo articolo. Anche stato de digitalizzare il testo del Senado 2021 del Lunaro Veneto, reproduzione autorizzata dall'Accademia della Buona Crianza. Andrea Carmo, probabilmente figlio del bottegaio e del artesani di Venezia. Non negare assai gran notizie su di lui, ma tante produzioni belle, divertenti e vivide. Non somiglia mia di aver compiuto studi umanistici che conferisse facoltà di manigliare stiemi poetici classici, ma fussi anche per questo fatto il valore della sua poetica esempiato per noi, che potremo vedere meglio attraverso dei suoi scritti e caratteristiche di un scriva più fedele al vero parlando alla popolazione veneziana, un fia come l'usante che si sta un modello per Carmo, proprio in quel senso che si sta cruciale in la questione linguistica e in il rapporto veneto-toscano. Saremo che si è morto nel 1571 e il 23 febbraio, fatto che nei crologhi della Repubblica Veneta scrive letteralmente M. Andrea Carmo, degli anni 61, da febbre, tra virgolette questo. Se vi è piaciuto questo articolo mettete mi piace e mettere lo stesso link dell'articolo come che fa su da altre parti negli altri articoli. Se vuoi iscrivervi, iscrivetevi pure al prossimo articolo.